Venezia è stata una delle prime repubbliche in Europa, nel mondo, a riconoscere gli Stati Uniti d'America. Pochi lo sanno. La mostra del Tintoretto alla National Gallery di Washington è un evento di alto profilo internazionale e non solo per il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro l'occasione di un'ulteriore promozione artistica e culturale della città negli Stati Uniti d'America. Gli ultimi dati tra l'altro parlano di una presenza statunitense a Venezia pari al 20% dei visitatori, che da sola pesa tra il 30 e il 35% di un fatturato turistico stimato complessivamente in circa 3 miliardi di euro all'anno. La mostra del Tintoretto e di più è anche l'occasione per stabilire un ponte ancora più solido con una realtà che associa da sempre Venezia come un cardine dell'Italia. Noi pensiamo che negli accordi anche internazionali, nelle nostre alleanze internazionali, ancora una volta la difesa dei valori, i nostri valori, della cristianità, ma anche i valori della libertà, del progresso economico, della voglia di rischiare dei nostri veneziani di allora e di come Tintoretto stesso di rappresentanze forti, ecco, in quella voglia di difendere quei valori ci sta il senso di questa mostra e poi anche di questa mia visita e i rapporti che continuiamo e vogliamo avere con gli Stati Uniti d'America. La settimana del sindaco di Venezia tra Stati Uniti e Gran Bretagna diventa dunque anche occasione di incontro e promozione di rapporti che magari potrebbero tradursi in nuovi interessi imprenditoriali per il nostro territorio. La mostra del Tintoretto, in occasione dei 500 anni dalla nascita del grande artista, ha portato in America 50 opere, in alcuni casi per la prima volta in assoluto.